Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Adria. Siamo al telefono con il sindaco Omar Valvirato. Comitati di frazione e quartiere. Sindaco, cosa servono e perché sono così importanti? Ce lo vuole spiegare, sindaco? Cosa servono i comitati di frazione e quartiere? Servono per prendersi cura del posto dove viviamo. Chi può candidarsi? Qualsiasi cittadino maggiorenne residente, cittadini che lavorino sul territorio, cittadini che studino sul territorio o cittadini che fanno parte di associazioni. I moduli si trovano sul sito del comune di Adria, possono essere richiesti in comune alla segreteria e devono essere consegnati o fisicamente o via mail sempre al comune di Adria, segreteria o protocollo. In questi incontri che abbiamo fatto dal 18 di marzo ad oggi 31 marzo abbiamo visto quanto importante e sentito sia la necessità dei cittadini di avere un contatto diretto con l'amministrazione ed è questo lo strumento corretto. Quante volte abbiamo sentito in questi anni che uno dei problemi più sentiti è proprio la distanza, la difficoltà di avere questo confronto e vale in senso biunivoco, cioè l'amministrazione attraverso i comitati potrà chiedere pareri, consultazioni, potrà chiedere proposte e potrà soprattutto condividere informazioni corrette, perché quando si sceglie, e noi lo sappiamo a casa nostra, no? Quando facciamo una scelta, analizziamo la situazione e in base se sono scelte che hanno anche un valore economico, si va per priorità e questo è un compito dell'amministrazione che verrà condiviso con voi. Allo stesso tempo, voi cittadini, ok, potrete dire all'amministrazione, segnalare non solo i problemi importantissimi, ma proprio le priorità, sia per i problemi sia per le proposte, perché veramente parlando con le persone al bar o in questi incontri, quante di voi hanno sogni nel cassetto, hanno proposte per migliorare, che a volte anche a costo zero permetterebbero veramente di vivere meglio tutti quanti in maniera più serena. Quindi mi raccomando, vi chiedo ecco, un aiuto, aiutiamoci con il passaparola come lo strumento più efficace di 1000 comunicati, di 1000 video, per far capire che è importantissimo questo strumento e di candidarsi. Nei prossimi giorni, fino al 30 di aprile, è possibile candidarsi e fino al 30 di aprile, in base alle richieste che voi ci avete fatto o ci farete, faremo altri incontri formativi. Buona giornata!